gioca. Amiche e amici della pallina vulcanizzata, immagini in diretta dal Palalido di Valdagno, giornata numero 18 del campionato di A2 hockey pista girone A, stagione 24-25. Questo è il turno infrasettimanale Y Sport Hockey Club Valdagno contro Hockey Seregno 2012 di mister Luca Giaroni. Buon mercoledì sera da Domenico Tomba. E con me stasera la faccia del Salmo 117, mister Paolo Virdi. Buonasera Paolo, benvenuto al Palalido. Ciao Domenico, buonasera a tutti. Allora Y Sport Hockey Club Valdagno che torna sul suo parquet dopo 4 sconfitte di fila, al penultimo posto con 16 punti, anche il Roller Bassano che è sesto ne ha 19. 3 punti molto pesanti, una gara che si annuncia vibrante per i ragazzi di coach Dario Rigo. Seregno che è lì a 17 punti, dunque altrettanta voglia di fare classifica per levarsi dalla zona bassa. È tutto pronto per streaming e riprese per garantire la visione del match a tutti coloro che ci seguiranno in diretta. Alla telecamera Roberto Bauce, in regia Marco Zen, direttore di gara e Giovinazese della Valsugana Alfonso Rago, con ausiliario il signor Zerbato. Prima delle formazioni un pensiero per una persona speciale che ha grandi responsabilità, se molti di questi ragazzi oggi stanno disputando questo match. Parlo di Orazio Manni, per tutti il mago, che era il nonno di Elia Pasquale, anche l'allenatore di tutti i valdagnesi in pista stasera, soprattutto per le giovanili dalle categorie dei più piccoli. Ciao Orazio, continua a fare le tue magie agli angeli. Andiamo a vedere le formazioni in campo, cominciando naturalmente dagli ospiti. Il numero 4 del Seregno è Matti Cirino, il 3 il vicecapitano è Mauro Fiazza, il 2 Nea Pasquale, il 7 Riccardo Tessarolo, il 17 è il capitano Luca Tremolada, il 33 Marco Tremolada, il 30 è Luca Vaghi, il portiere con il numero 20 Filippo Dimone, l'altro portiere è Leonardo Reggio con il numero 12, l'allenatore il signor Luca Geroni. Risponde Valdagno dall'altra parte con il 2 Mattia Antoniazzi, con il 3 Francesco Crocco, il 4 è Marco Tombi, il 6 Alessio Busato, il 7 è Mattia Cocco, l'8 è Davide Piroli, l'11 Pietro Crosale, il 12 Alere Fosco, il 15 è il portiere Giulio Checchetto, l'altro portiere è Simone Zordan, con il 22 allena mister Dario Rigo. Paolo, che partita dobbiamo aspettarci, giusto per cominciare così? Una partita del girone di A di questa Serie A2, ovvero di altissimo livello. Non c'è una squadra, ovviamente, chiaramente tolto il Pico, che comunque non si autocelebra, nel senso che sono ragazzi che hanno, tranne De Stefano, la necessità di fare esperienza in un campionato di A2 sotto categoria. Gli altri invece sono tutti allo stesso livello. Il Breganza e il Correggio hanno qualcosina in più, poi restano squadre che così si differenziano dai dettagli. Vedremo quali saranno i dettagli di questa sera. All'andata è finita in pareggio con un Seregno rimonta, Seregno in emergenza per l'assenza di Fiazza, e lo starting five con Pippo Dimone in porta, con Cirino Pasquale che è padrone di casa a tutti gli effetti, Tessarolo e Marco Tremolada. Valdagno che invece risponde con Giulio Checchetto tra i pali, Francesco Crocco, Mattia Cocco, Ale Refosco R e il numero 4 Marco Tomba. Una partita che, come dicevi prima, sono 3 punti che in questo campionato pesano un sacco, perché sostanzialmente il Roller Bassano è sesto, ma è a soli 3 punti dal Valdagno che ne ha 16 e a 5 dal Seregno che invece ne ha 17. Seregno poi, al netto del fatto che non hanno ancora giocato col Pico, sia il Valdagno che, se non sbaglio, giocherà col Pico all'ultima, sia il Seregno che ci è andato da 2 giornate. E quindi, diciamo, tra virgolette, tra i turni di riposo e le gare con il Pico, che difficilmente lascerà quota zero, sarebbe veramente difficile che riesca a fare dei punti, per quanto visto qui finora, anche a livello motivazionale. Quindi bisogna poi un po' strutturarla la classifica, perché se hai già riposato e giocato col Pico potresti avere addirittura 6 punti in più. Delle due squadre adesso che sono in pista, Marco Tremolada con Mattias Cirino, blocco alto laterale, occhio alle punte di velocità del 44 argentino, che in questo campionato si è consacrato, già quasi 20 gol per lui finora. Ora Pasquale con questo tiro accompagnato di rovescio da lontano, può ripartire Valdagno che può provare a ripartire con Mattia Cocco che prova ad accentrarsi allo scambio con Francesco Crocco, poi Tomba che chiama lo schema, richiama Mattia Cocco, ancora l'R Fosco, Francesco Crocco. Ora Francesco Crocco dentro, non arriva l'assist, troppo lungo per la stecca di Cocco, già è complicato qua. Cocco, forza Domenico. Marco Tomba prova a gestirla,
con Re Fosco, ancora 16 secondi per andare alla conclusione per la formazione di casa. Ancora Valdagno a manovrare, Crocco dentro per Cocco che va alla conclusione, chiude bene il suo palo, Dimone può ripartire Seregno. Con Linea Pasquale, gancio a saltare Crocco, poi laterale di destra, deve tornare da Mattias Cirino. Ancora Cirino che nel lanciato è uno dei giocatori in progressione sulla media distanza, uno dei più veloci in assoluto di questa categoria, forse insieme a Calvo. Occhio, attenzione, perché parte di là Tomba che invece di tirare cerca il compagno Re Fosco in mezzo all'area, un 3 contro 2, Tremolada prova di prima, Tremolada la palla resta lì e dall'altra parte va il Valdagno. Ancora Valdagno con Cocco che prova per Francesco Crocco. Impreciso l'assist, attenzione questo in velocità. Tessarolo è bravissimo qui. Giulio Checchetto legge la posizione, tomba dall'altra parte, la botta non va. Sì, Tessarolo lanciato in campo aperto, il gancio era anche buono, ma Checchetto il guanto sinistro lo ha fatto trovare lì. Qua avanti Cirino che prova con l'accelerazione, va a giocare, attenzione perché prende un colpo Crocco, non fischia Rago e quindi si può giocare. Pasquale dice tutto a posto, supera la linea di metà pista, porta un blocco alto Cirino, va da Tessarolo ma c'è l'anticipo netto secco di Tomba che chiama il taglio di Cocco. Ancora Re Fosco poi a gestire adesso sulla linea di centrocampo per la formazione di Dario Rigo. Francesco Crocco prova ad accentrarsi, fa buona guardia a Tessarolo, deve ricominciare da Tomba il Valdagno che supera la metà campo adesso, prova ad accentrarsi, fa partire il tiro, non trova lo specchio della porta e allora Seregno con Cirino. Marco Tremolada qui è scoperto il Valdagno, occhio perché ha la palla sul rovescio ma arriva con una grandissima lettura e riparte Crocco per Marco Tomba. Questa volta non ha cercato il passaggio in mezzo, troppo alta la conclusione del numero 4, la risposta dall'altra parte subito di Cirino. E Valdagno che prova a ripartire con Cocco, ma è Tremolada il più lesto di tutti. E qui c'è un blu a Crocco, vorrei rivederlo perché era lentissimo Marco Tremolada, gli fa un tunnel. C'è un giallo a Tremolada, andiamo a rivedere. Ah no, un giallo a Tremolada? Giallo a Tremolada e fallo di squadra. Ok. Aveva messo la mano al taschino, pensavo andasse a prendere il blu, invece sinceramente sembrava probabilmente la soluzione più, invece ha letto diversamente Rago. Poi ho guardato l'espressione del volto di Crocco, poverino, che diceva cosa ho fatto, e invece il replay ha insomma così fatto vedere che ha accentuato un po'. Qui cerca sempre sul secondo palo Marco Tomba, è già la quarta volta in i primi 5 minuti che il Valdagno prova ad andare con questa situazione sul secondo palo, palla velenosissima davanti alla porta di Checchetto con Tessarolo per Marco Tremolada. Valdagno che va di là, Valdagno che va al tiro. Domenico, forse più di 20 secondi in azione offensiva finora non è durata. No, diciamo che la scelta di andare a tirare sulla tre quarti perché vista c'è qualche difficoltà negli ultimi metri. Francesco Crocco prova la botta, la risposta di Dimone deve impegnarsi qui, poi approfitta di un po' di spazio Re Fosco, si deve però fermare, c'è Nea Pasquale a gestire la fase difensiva. Ancora Crocco, Marco Tremolada Si è posizionato male chili e centimetri. Nella fase difensiva aveva i pattini girati praticamente verso la balaustra sotto la nostra postazione, mentre l'avversario stava andando dritto verso l'area, quindi proprio un fallo di impostazione proprio tecnica qua. Intanto Dimone, che di tecnica ne ha tantissima, l'ex portiere di Pieve e Scandiano. Cirino lotta spalla contro spalla con Cocco, e poi il Valdagno che può andare di là. Ancora Mattia Cocco adesso a gestire per Francesco Crocco, e lui va spesso alla conclusione, soprattutto dalla tre quarti, un po' come fa anche Marco Tomba quando non cerca l'assist dentro. Re Fosco, scambio per, prova il sottogamba, qui cerca il numero, colpisce a terra, fa segno che non si può fare Alfonso Rago, e la palla nelle stecche del Seregno. Matti Cirino a gestire e Nea Pasquale. Ancora lui sulla scambio proprio con Cirino. Tremolada dentro bene per Tessarolo che arriva dalle retrovie, poi sul
È sfortunato Tomba perché gli resta la pallina incastrata tra Elettrocasa e Digigraph, e poi Cirino col suo dritto bravo da quella posizione, ha segnato diversi gol quest'anno. Checchetto chiude l'incrocio dei pali, la stecca di Marco gli si è fermata proprio in mezzo ai due striscioni e alla balaustra, evento strano. Ora è Crocco dietro la porta, Dimone deve coprire il palo di sinistra, Cirino quello di destra, attenzione con la stecca, bravo Dimone perché c'era a lavorare sul secondo palo il numero 12 Alessandro Refosco. Ora Mattias Cirino, blocco centrale di Tessarolo che toglie un po' lo sprint iniziale dell'azione a Tessarolo, poi scivola Tessarolo e dunque recupera il Valdagno. Non era una brutta idea perché si era formato con la patina di Tessarolo verso sinistra, si era formato un buco, spazio lì per andare ad attaccare lo spazio verso Checchetto. Valdagno intanto che ci riprova con Cocco, sempre Tessarolo, marcatura stretta. Refosco prova la conclusione, Refosco, la risposta ancora di Dimone. Tutte da seguire, attenzione, Crocco pericolosissimo, rischiosissimo. Pasquale che arrivava dritto per dritto, ha rischiato di andare in porta, ne a Pasquale. Qui ok, la maschera di Pippo Dimone. 4 conclusioni tutte da destra, Domenico, verso Filippo Dimone, portiere ormai di grande esperienza. Ecco, se posso permettermi questa osservazione, un portiere di categoria, Paolo, nel senso che abbiamo spesso assistito in questo campionato ad alcune performance magari che possono lasciare magari qualche spazio di discussione sugli estremi difensori che hanno comunque la necessità di crescere proprio in questa categoria. Valdagno ha fatto le sue scelte ancora un paio d'anni fa proprio su questa gestione dei giocatori. In porta Giulio Checchetto, nato e cresciuto qui nelle giovanili valdagnesi. Chiudo l'argomento dicendo in porta sia Reggio, che ha giocato quasi l'altra metà delle partite ed è, per dire, nella Coppa Italia ha mantenuto quasi 180 minuti di imbattibilità consecutivi. Marco Tremolada con rovescio, poi Tessarolo recupera, Pasquale subito al volo per Tremolada, manca Checchetto e manda fuori tempo proprio il 33. Ok, Tremolada tutta una mano e poi Checchetto deve bloccare centralmente. Pericoloso il Seregno qui con questa iniziativa, pallina che è girata velocissima, è arrivata quasi a botta sicura per Tremolada. Ora ingaggio con Cirino che però lo perde, ma la sfera termina dritta sulla stecca di Enea Pasquale. Ora Pasquale per Tessarolo e via per Cirino, laterale di destra, punta di velocità, va sul rovescio. Checchetto è sempre bravo con la sua manona a sinistra, va a respingere sul primo palo. Ora sfida di Cirino che perde sfera, poi riparte il Valdagno con Tomba al rovescio, poi Dimone, la stecca è alta e Rago prima lascia correre e poi fischia. Qui occasione per il Valdagno. Buona opportunità, gran risposta di Dimone, possiamo andarla anche a rivedere. Questo tiro all'incrocio si distende bene. Filippo Dimone, portiere classe 2001. Diciamo tutta l'esperienza in questa situazione, andare a leggere bene il tentativo di conclusione. I 2001, lui e Luca Tremolada sono i più anziani del Seregno. Gli anziani, esatto. Sì. Penso che c'è Piroli che entra in pista adesso, che è veramente il nonno di tutti gli avversari qui col pattino, molto bravo a recuperare, mette in mezzo questa pallina, poi c'è il rebound e ancora il Valdagno vicino al gol. Subito Piroli a mettere pressione ed è Refosco col pattino, ha avuto un'ottima intuizione. Domenico, il pattino fino a 2 anni fa non si poteva giocare. Sì, adesso alcuni giocatori hanno veramente sviluppato la tecnica, perché questa situazione in particolare è andata a sbrogliarla. Era qualcosa a cui questi ragazzi, insomma, gli è stato insegnato fin da piccoli che era vietato utilizzare. Esatto, gliel'ha insegnato quel numero 8 lì in pista, l'ha insegnato un po' a tutti questi qui, perché sono tutti i suoi ex allievi, chiamiamoli così. Ora proprio Piroli va su Dimone, Cirino recupera la sfera, sono già andati 10 minuti, sempre 0-0, perde una pallina sanguinosa Cirino, attenzione, la conclusione, chiude con lo scudo, poi Piroli e il Valdagno passa in vantaggio, stava pressando da un po' la formazione di Dario Rigo
e arriva il gol del più anziano in pista. 1-0 del Piro su questo assist dentro incolpevole nella circostanza Filippo Dimone. Andiamo a rivedere questa pallina un po', come dicevi tu, velenosa, sanguinosa, eccolo lì. È rimasto libero, i due difensori non si sono preoccupati di andare a coprire una marcatura preventiva su Piroli, che ha potuto infilare a porta vuota il vantaggio. Dopo 10 minuti Valdagno avanti 1-0 qui al Palalido, la rete di Super Piro. Di quello che veramente è molto fuori categoria in questa Serie A2 in ciabatte la può fare un giocatore di un'intelligenza assoluta come Davide Piroli, però anche per lui insomma le primavere passano, classe 1990, è ancora giovane, dai, sono solo 35. Allora attenzione dietro porta Marco Tomba, Dimone sporca la pallina, ma proprio Piroli che cambia lato, va da Refosco, davanti a sé Tessarolo che difende bene, c'è il blocco alto poi di Cocco e gioca adesso molto bene il Valdagno tra gli spazi. Attenzione, la piccadigna del Piro che fa 2-0. Qui sorprende Dimone sul suo palo perché poi l'ha toccata morbida, secondo me prima ancora di toccarla l'ha anche fintata quasi dall'alzata gli entra, perché guarda che qui la alza, sì, non la sposta neanche, solo sull'alzata sul primo palo. Sì. Time out a Seregno, ha lasciato lo spazio sul suo palo con questa finta di corpo. Se possiamo rivederla c'è Davide Piroli che un attimo prima di concludere si sposta verso il centro, guardate col centro del richiama un po', richiama Dimone di là, eccolo lì. Sì. C'è un po' l'erroraccio del portiere qui, però finora Dimone aveva parato molto bene. Andiamo a vedere anche i risultati, Paolo, dagli altri campi della A2 dove si sta giocando in contemporanea. In quel di Trissino Scandiano è avanti 2-0, mentre il Pico è avanti 1-0 su Roller Bassano, attenzione. Ecco. In quel di Modena Breganze è avanti 2-1. A Montecchio Precalcino tiene 1, Montecchio Precalcino 0, uno dei tanti derby veneti qui di questo girone A della 2. Anche bella partita, Montecchio tiene che ha vinto la Coppa Italia di categoria, eliminando prima il Modena e poi battendo a sorpresa il Camaiore, che dopo quella sconfitta ha esonerato un totem come Alberto Orlandi, quindi, insomma. Intanto c'è Cirino subito pronto a rispondere dalla parte opposta. Qui Refosco viene colpito e Pasquale Contatto lì sulla balaustra. Scuote la testa, dice tutto a posto. Enea è uno che davvero non si lascia andare a scene. Allora è entrato Luca Tremolada, il capitano del Seregno, e Luca Vaghi con il 30, classe 2009. Qua intanto Refosco sta facendo una frittata perché ha lasciato una pallina a Cirino, ha dovuto intervenire Checchetto. Qua attenzione a Luca Tremolada che ferma Piroli, Tremolada e poi Checchetto credo abbia deviato. Luca Tremolada è uno di quei giocatori che sotto la cura di Luca Giaroni è cresciuto in maniera esponenziale, l'avete appena visto, occhio a Cirino, dall'altra parte c'è Vaghi, Cirino Vaghi e Checchetto. Gambale basso di Giulio Checchetto, sembrava fatta qui 2 contro 1. Sì, un po' a pantaglia quasi, però è un gambale più piegato, ma intervento con un timing da palo a palo di Checchetto davvero perfetto finora. Il portiere valdagnese qui prova a chiudere il triangolo con un no-look che ne ha Pasquale. Seregno che però adesso ha rubato un paio di palline, Domenico si fa un po' più coraggioso, guarda deve difenderlo a ridosso. Stanno sicuramente andando a pressare un po' più alto adesso Seregno, anche con l'entrata di Capitan Tremolada. Adesso intercetta questa pallina, può far ripartire i suoi e ne ha Pasquale sul cambio di lato. Poi giù per scusate, questo è Vaghi. Vaghi, sì. 2009 molto interessante, davvero un prospetto un po' così alla Galimberti, mi viene in mente a 16 anni che giocava già ottimi livelli. Galimba poi io dico sempre che Matteo Galimberti avrei voluto vederlo con una carriera non da parrucchiere prestato all'hockey ma da professionista assoluto. Sarebbe piaciuto vedere i limiti, più che altro che chiaramente lavorando in piedi 8 ore al giorno, ma un ragazzo con una testa meraviglioso. Un saluto al Galimba. Ora Marco Tomba per Refosco. Nel Valdagno è entrato anche nel frattempo, eccolo qua, Crosara. Velocissimo Crosara. Ancora Refosco, 10 secondi per andare alla conclusione per i valdagnesi. Comincia a battere la stecca Checchetto, Crosara, attenzione, la prova lì, la visiera di Dimone.
che non si fa sorprendere, legge bene, vede il tiro partire. Crosara è la seconda pallina che tocca, questa è la terza e già quasi rischia di metterla dentro. Qui Piroli, attenzione alla pressione di Pasquale, Piroli gira e mette una pallina che Tomba non pensava potesse passare lì. Qui Piroli ha fatto quello che sa fare. Stile Italia-Germania. Sì. Qua Pasquale la gran conclusione ce l'ha nelle corde, il dritto. Qui invece è fallo inutile da parte di Re Fosco, che poi chiede scusa all'amico. Sì, perché lì poi entrano in gioco tutta una serie di questioni su conoscenza, amicizia e quant'altro. Fuori era Re Fosco, dentro Francesco Crocco per il Valdagno. Time out chiesto da Rione Rigo. 2007 Francesco Crocco. Un Crocco che ha l'odore di nazionale. 2007, quest'anno sono maggiorenni, quindi noi leggiamo i 2007 come se rivedessimo un under 13. Per me sono pensionato. È difficile, credetemi, ma anche per tutti quelli a casa che hanno dei figli, sì, certo, di un'età intorno ai 20 anni, 25, a rendersi conto che un 2007 oggi è un ragazzo maggiorenne, cioè ha la patente, guida, e uno del 2001 ne fa 24. Marco fa l'esame l'8 aprile, poi un disastro qui. Un Tomba patentato. Mamma mia, no. Il time out di Dario Rigo mi diceva com'è atrissimo, sconfitta nel derby per 2-1, ma insomma fondamentalmente la frase è stata: guarda, ci è mancato solo il gol perché abbiamo creato più noi di loro, ma capita che erano un po' insicuri. Poi come dicevi tu, il Trissino è bravissimo a sfruttare il fattore campo, quello assolutamente sì. Denis Boscaro è molto bravo, a me piace come allenatore, mi piace come li fa giocare, e loro hanno una confianza, una fiducia che poche altre squadre hanno in questa categoria, e stanno facendo molto bene. Insomma, Trissino che lavora qui. Intanto la pressione di Marco Tomba fa sentire solo il fiato sul collo a un armadio come Luca Tremolada, la palla resta lì e c'è un possesso gratuito per il Valdagno, sempre Piroli, sempre a sinistra e sempre a smistare palline. Qua Marco Tomba, Piroli. Poi prova Crocco, ancora Piroli dietro per Crosara che incrocia il passo, supera la metà campo, poi si ferma. Ancora Francesco Crocco, Frank per tutti, che qui giocatori che hanno vissuto tante volte assieme esperienze più o meno valide. Marco Tomba prova ad andare retroporta, prova a girarsi, lo ferma e ne ha Pasquale, che poi può far ripartire i suoi per Capitan Tremolada per vie centrali. Scarico per Pasquale, poi Cirino, Vaghi dentro, fa girare bene pallina, adesso Seregno, un po' di raddoppio di pressione da parte del Valdagno, prova Crosara, la palla torna. Pattino, ancora Marco Tomba, sempre i giocatori del Valdagno più pronti nell'andare a colpire col pattino la pallina. Finora si è visto in maniera evidente in questo periodo di partita. Qua attenzione, prova la Piccadigna, ma ce ne sono due davanti, uno è Piroli, l'altro è Crosara, la palla sulla stecca di Piroli che lancia Crocco, poi gira dietro porta, no, si ferma, arriva Cirino che lo tocca, commette fallo di squadra, no, per Rago, dice ti sei lasciato cadere. Secondo me la mano sulla schiena c'era. Cartellino giallo per Francesco Crocco e fallo di squadra fischiato a Valdagno, ma 2 falli Valdagno, 3 Seregno, partita che finora è stata assolutamente piacevole anche dal punto di vista della... I 2 gialli sono significativi, nel senso, ragazzi, non lasciatevi cadere che ormai non provate a imbrogliarmi. Rago ormai è internazionale e esperto. Prova Marco Tomba, giù Francesco Crocco, allora tiene pallina retroporta Marco Tomba, scarico per Davide Piroli, prova ad andare via dall'altra parte per Crosara, ancora Piroli, scambio a 3, quasi un giro 3 avanzato questo qui e poi il tentativo, il tap-in. Il Seregno ha incassato il 2-0, la presenza anche di Piroli fa sì che la formazione padrona di casa sia padrona in questo momento del match. Praticamente Checchetto che ha compiuto
3-4 parate interessanti, un testa a testa quello di Tessarola, anche se di facile lettura. Comunque sono almeno 4-5 minuti che il Seregno, da quando ha incassato il 2-0, fatica ad arrivare. Adesso anche Cirino poi paghi un po' di stanchezza. Ricordiamo che il Seregno è senza Fiazza, che è un infortunio, frattura al pollice per forse uno dei perni di questa squadra, e quindi le rotazioni sono solamente a 6. Non c'è neanche Andrea Duroni, che è ragazzo della Serie B, ma anche lui si è rotto il polso giocando, e quindi occhio tanto a Marco Tomba. Tocca a Luca Tremolada, fallo di squadra. Luca Tremolada guarda male Rago. Vabbè, insomma, assolutamente veniale come fallo, ci stava, anche perché era in uscita, rischiava poi che magari rientrasse con la pallina, ci sta. Tomba per Piroli, un asse che in altre circostanze, in altre partite, ha fruttato verso Cosuccia. Attenzione lì, intanto conflitto di interessi, il gol del numero 4. Torna finalmente a segnare una pallina Marco Tomba. Cosa aveva appena detto Piroli sull'assist di Davide Piroli? Sì, andiamo a rivedere. Piroli che tra l'altro spaventato da Dimone, che ha alzato un po' la stecca, qui sposta la pallina e se ne va, lascia lì proprio, mi sembra, Luca Vaghi. Mira il paletto più lontano, fa 3-0, e in questo momento è meritato per il Valdagno. Segno che deve provare a fare qualcosa per scuotersi, padrone di casa in controllo. 8-26 alla fine di questo primo tempo. Luca Vaghi per Luca Tremolada, prova a accelerare, Tremolada cerca di andare dal fratello Marco, che adesso è entrato al posto di Enea Pasquale, che come ha corso per 4. Marco Tremolada esce, Luca Vaghi deve giocare con di fronte a sé Piroli. E Vaghi, 19 anni di differenza tra Piroli e Vaghi. Qua Luca Tremolada, conclusione un po' troppo strozzata, e però il Seregno deve andare a concludere. Mancano niente perché fischia ora, Vaghi non riesce a tirare, e Valdagno che può andare di là. Piroli giustamente aspetta che i suoi salgano, ce ne sono 2 molto bassi. Fosco deve accelerare su un passaggio errato di misura, ma favorisce Crosara, lato di destra, si cambia ancora gioco, sale, porta blocco, Piroli incrocia bene con Refosco. Valdagno che gioca così come un orologio svizzero, un Vacheron Constantin in questo momento, per la precisione degli ingranaggi. La formazione in maglia blu, Crosara dentro, Crocco, bravo Cirino. L'intervento di Cirino, può ripartire proprio lui verso Checchetto, che chiude il palo, chiude la conclusione. Valdagno adesso con Crosara che incrocia, Crosara che tiene pallina, stante il tentativo di Vaghi di stoppare l'azione del valdagnese, poi Crocco, ancora Crosara e Davide Piroli. 2 delle 3 reti sono sue in questo match a 6:50 dalla fine, con Valdagno avanti per il momento 3-0. Attenzione Crosara, ancora Cirino in modalità difensiva, molto efficace l'azione dell'argentino. Crosara prova, scarico per Francesco Crocco, tiene pallina, pochi secondi per andare alla conclusione, finisce qui. Si sono abbassati i ritmi, Domenico, 2 azioni in cui sono finite ai 45 da una parte e dall'altra, senza, giustamente il Valdagno ha tutti i vantaggi in questa situazione tattica, ovvero abbassare il ritmo, giocare anche ai 45, una situazione prima o poi per arrivare dalla parte di Boni la trovi. Diversamente il Seregno, che situazione per arrivare da Checchetto non ne sta più trovando. Valdagno che si è adeguato molto bene, anzi con le rotazioni Dario Rigo ne ha tratto un vantaggio in termini difensivi, perché non è più partito un contropiede, il Seregno non è più riuscito ad andare di là in superiorità. Marco Tremolada dentro con questa bella pallina per Tremolada, scusate Tessarolo, solo che Piroli legge molto bene. Tessarolo che è rientrato al posto di Vaghi, che si è riaccomodato in panchina. Valdagno che adesso, come dicevi tu Paolo, ha leggermente rallentato il ritmo, ragiona un po' di più, gioca al limite dei 45, a parte che a 5:50 dalla fine del primo tempo giocare col cronometro non ha assolutamente senso. Ha senso se poi acceleri all'improvviso, se vai con una buona pressione e guadagni spazio. Qui Refosco, la botta di Refosco, attenzione, c'era il rimbalzo, poi Cirino che può ripartire verso Tessarolo, ancora Cirino
pallina dentro proprio di Cirino, ci mette la stecca Checchetto, Piroli che incrocia il passo, prova a ripartire lui, Crosara nella metà campo valdagnese, scambia ancora con Piroli, poi Crocco, Tessaro, casino io, pallina dentro, Dimone si distende, dice di no al tentativo di Refosco, poi Tremolada cambia mano ma è sfortunata la sua azione, riesce il servizio di Refosco a una mano verso Crocco, ancora Crosara, Francesco Crocco, 30 secondi 28 per andare alla conclusione per Valdagno. Piroli, intercetto del capitano del Seregno, il numero 17 Luca Tremolada, con la fascia di capitano. La risposta, il tentativo sul primo palo, Checchetto poi insiste un po' troppo lì, 3 contro 2 potenziale per Valdagno, il tentativo di Crosara che colpisce male, ancora Crosara. Crosara la prima cosa che fa, alza la testa e cercare un compagno sempre in tutte le situazioni, ha una facilità di dribbling davvero notevole, è molto veloce e sempre perennemente la testa alta a cercare un compagno. Non so se anche da ragazzino era così altruista, ma ho proprio la sensazione di uno che giochi per l'altro. Riesce a giocare, ha sempre giocato così anche quando era più piccolo, ha sempre fatto un po' la differenza nelle formazioni dove ha militato, tutte valdagnesi ovviamente nelle varie categorie. Riesce sempre ad avere molta visione di dov'è e dove può andare a... Perché adesso fa lavorare sì Piroli, ma con la coppia Piroli-Crosara, cioè all'inizio quando c'era quel primo quintetto non faceva lavorare così tanto la difesa del Seregno, ok, magari vanno un po' meno al tiro, però la fanno lavorare tantissimo, cioè Crosara non gli hanno... Piroli-Crosara palline perse 0 da quando sono in pista insieme e hai poi il controllo del match, l'inerzia, la parte anche psicologica, è proprio cominciato a pendere la bilancia in maniera grave dalla parte del Valdagno da quando c'è stato proprio l'ingresso di Piroli e Crosara. Se Piroli fosse scontata la cosa, infatti adesso l'ha tolto per Origo giustamente per dare spazio ai Boccia, quella di Crosara magari non lo era, e invece è stato un fattore pur non mettendo la firma. Sì, tenendo presente poi Paolo che, come ti dicevo, Piroli li ha allenati un po' tutti sti ragazzi, quindi si conoscono benissimo come caratteristiche e anche come posizioni in campo. Diventa quasi unico oggi che ci sia un giocatore comunque di 35 anni, non di 45 o più, che abbia allevato, li ha allevati tutti i pargoli tutti. E poi ci giochi insieme sapendo insomma, qua Pasquale da lontano, bomba di Benea Pasquale. Che ne ha fatti 3 o 4 quest'anno tra campionato e coppa, uno tra l'altro di rovescio dal cerchio di centrocampo che non vedevo veramente ai tempi, penso di Alessandro Michelon probabilmente. Ecco il rovescio proprio col Valdagno, sì. Ecco, ora diciamo stile Motaran, con Cirino che stoppa a fare partire Tessarolo, è un 2 contro 2, ha spazio per andare Tessarolo, poi la palla resta lì, Marco Tremolada arriva sulla respinta, gioca contro però sullo slancio si fa cadere Fosco, giallo, chiunque vabbè, adesso cada senza un contatto. Qui sinceramente era super la balaustra, sì, vabbè. Questo si fa andare, però non lo tollera, poi sono ragazzini e quindi fa valere la propria personalità. Lui da lì, è lì a 3 metri, magari ha visto qualcosa che non vediamo sul tentativo. No, ma comunque va bene. Comunque, insomma. Ecco, il fatto che se succedesse un'altra volta venga combinato un blu, ecco, su quello non sono d'accordissimo, perché non meriti 2 minuti di superiorità per l'altra squadra, 2 così cadute velleitarie, ecco. Intanto qui c'è il fallo di squadra fischiato al Seregno, ne ha Pasquale su Crosara, non sapeva più come fermarlo. Detto comunque che l'inserimento voluto dal settore tecnico da Marcello Bulgarelli, dagli arbitri, del cartellino giallo, io lo trovo una cosa fantastica, lo si fa solo in Italia, Spagna e Portogallo guardano, per me ci sono talmente tanti gesti, fischi. La parte visiva, cioè, è come il semaforo, è giallo, il cartellino è giallo, tu lo vedi subito, lo vedono tutto il pubblico e capisce che è stato ammonito. Io trovo, non ho mai capito perché
l'abbiano tolto, però insomma tante cose non l'abbiamo capito a livello regolamentare in questi anni, tra cui quello. Adesso l'abbiamo rimesso, No, vediamo è un po'. fantastico, è una delle cose migliori. Ora Tomba gira dietro porta, mette dentro un assist un po' troppo forte, va a Tessarolo dopo la sponda, c'è Enea Pasquale, Tessarolo prova a tirare perché provare a saltare l'uomo non riesce quasi mai. Ora Crosara, proprio Tessarolo, il ragazzo cresciuto del Bassano 54, Ricky Tessarolo, 2 anni, secondo anno a Seregno, qui cerca di andare via Mattia Cocco, Maticirino, poi Tremolada e poi invece mette la stecca nel fosco. Cocco va di là, attenzione, Dimone di posizione. Cocco, buona idea di Dimone. Poi Refosco, la palla resta dentro, ancora il Valdagno. Rebound qui. Sì, sul secondo palo c'era Refosco totalmente libero. Valdagno. Non è arrivata lì la pallina, Dimone ha avuto la meglio qui, si è retto a muraglia della gabbia bianco-verde. Domenico, il 3-0 a 27 dalla fine dice molto ma non dice tutto, perché veramente basta un attimo, un blu. No, ma questo è, lo sappiamo, no? Primo, le partite di hockey non finiscono mai, e secondo... Però un 4-0 adesso sarebbe davvero un colpo, secondo me, mortifero per questo Seregno di questa sera, senza Fiazza, e che comunque tra avanti una squadra che sta giocando un ottimo hockey, perché il Valdagno produce tantissimo. Ogni situazione offensiva praticamente va al tiro, si può dire. Ora Crosara, eccolo qui, metronomo, guarda Marco Tremolada, lo salta di netto, crea superiorità, ancora finta, si allarga a Enea Pasquale che non riesce solo a contenerlo. Crosara non trova un compagno che tagli, quindi si deve rifugiare nell'altra parte. Torna su... Nessuno l'ha seguito, ma in questo caso aveva creato una superiorità numerica importante. Adesso Enea Pasquale invece che può reimpostare verso... Però l'idea dentro e poi ci pensa Tessarolo, il tap-in di Tessarolo che fa 3-1. Forse è il gol più difficile da fare questa sera. Marco Tremolada è molto bravo nell'assist. Andiamo a rivedere intanto, eccolo lì. Il taglio, resta dietro Marco Tomba che non riesce a intercettarla. Un po' sottovalutato, perché lo vede adesso, dopo magari lo rivedrete, si ferma un attimo così, un po' magari di certezza, e secondo me in qua scarica su questo tiro il fatto di sapere che gli ha segnato l'uomo che è davanti, ma lo sa benissimo. Quindi dietro porta Marco Tomba, attenzione, cercava un assist, esce per Refosco. Comunque il gol di Tessarolo ha messo probabilmente in partita il Seregno, che era minuti, così che non lo era qua. Attenzione perché Dimone lancia Tessarolo, ancora Tessarolo sul rovescio, esce Checchetto, la palla resta lì e poi Tessarolo è bravissimo a recuperare la respinta. 44 secondi alla fine. Poi c'è Cirino che ci prova, la bomba non trova la porta, ma recupera ancora pallina Seregno. Pasquale giù per Tessarolo, l'autore del gol per i biancoverdi. Ora Pasquale, la botta lì, cerca il spizzata Cirino, Crosara che esce con calma. Allora Refosco chiama Cocco, poi Marco Tomba giù per proprio ancora per Crosara, ultimi 10 secondi. Vediamo cosa si inventa Valdagno. Pallina che rimane lì, finisce così, finisce 3-1 questo primo tempo. Vi ribadiamo le reti: 2 gol di Piroli, 1 di Tomba e poi Tessarolo per il 3-1. Qui dal Palalido tra una decina di minuti con Paolo Virdi e Domenico Tomba.
Bene, ben ricollegati in diretta dal Palalido di Valdagno, Paolo Virdi e Domenico Tomba per questo Valdagno Seregno, primo tempo 3-1, ma partita che non ci ha fatto annoiare, direi, Paolo. No, adesso c'è anche una novità, c'è Mauro Fiazza in pista, che è uno dei... Attenzione, intanto questa deviazione quasi mette in pericolo Dimone. Fiazza rientra da un infortunio, ha una frattura al pollice, attenzione che mette già subito una palla e mezzo per Tessarolo, e quindi anche Giaroni, che ho visto catechizzare i suoi, intanto sembra essere partito molto forte il Seregno in questa prima parte di secondo tempo, fa fatica a tirare in porta Mauro Fiazza, ma sta giocando una stagione davvero superlativa. Qui blocco per Cirino Fiazza, Tessarolo e Enea Pasquale per la formazione del Seregno davanti a Pippo Dimone, di là Checchetto con Tomba, Piroli, Cocco e Re Fosco a rispondere. L'ingresso, la partenza in starting five di Piroli fa capire insomma che l'Euroligo, incassato il 3-1, non vuole che si riapra la partita, perché un gol del Seregno riaprirebbe di fatto una contesa che è ancora aperta. Attenzione a questa palla velenosa di Enea Pasquale sui gambali di Checchetto, e ora proprio Re Fosco che recupera, alza la testa, cerca di passaggio, c'è un blocco di Tomba che favorisce questa palla in verticale per Cocco. C'è ancora Marco Tomba dalla tre quarti, la finta, poi può ripartire, cerca la conclusione, ancora il tentativo, palla che muore sulla destra del palo difeso da Dimone. Nea Pasquale dall'altra parte, idea dentro proprio per Mauro Fiazza, un Mauro Fiazza, Paolo, che su questa pista con un'altra maglia ha fatto vedere di che pasta è fatto nelle finali nazionali Under 19 un paio di anni fa. Come lo ricordo bene, ero a commentarlo in diretta. Tanto sempre Valdagno con Fiazza che la recupera, Tomba che gliela porta via, e poi Cocco con Cirino. La ripartenza di Re Fosco, e alza la testa, guarda il posizionamento dei compagni, poi Tomba giù per Piroli. Ancora Re Fosco, cerca di far girare la pallina un po' più velocemente Valdagno per togliere un po' di riferimenti al Seregno. Piroli giù, sembra cercare Cocco basso. Ora Cocco, Tomba allo scambio, ancora Re Fosco, 16 secondi per andare alla conclusione. Vediamo che soluzione sceglie Valdagno. Prova Cocco, per Tessarolo a dire di no. Qui Tomba bravo a evitare la partenza di Tessarolo. Mauro Fiazza in mezzo a due, ancora Tomba che rientra in fase difensiva e quindi blocca in due occasioni l'azione d'attacco della squadra brianzola. Ora Mattias Cirino, c'è il taglio di Fiazza, Riccardo Tessarolo che poi lascia una pallina in mezzo, Marco Tomba sullo slancio, cade Re Fosco, gran conclusione, palla di poco alta, si dispera per la conclusione. Qui il fallo di squadra c'è di Tessarolo e Tomba si rialza, Piroli già ha iniziato a giocare, qui Fiazza e Cocco che si allacciano, c'è il lavoro di Cocco, Mauro Fiazza va a bloccare Piroli dietro porta, scambio tra i due, qui fallo fischiato contro Cocco e Tessarolo. Enea Pasquale patina per 40 metri, va posizionato in mezzo all'area del Valdagno Mattias Cirino, e poi la parata di Checchetto, aveva perso la stecca Tomba, poi qui il fallo di Pasquale e il numero di squadra è il numero 7 contro il Seregno. 7 Seregno, 3 Valdagno, il conto dei falli di squadra 21-32, primi 4 minuti di questo secondo tempo, il risultato sempre sul 3-1 Valdagno. Davide Piroli giù per Cocco che prova ad andare via, dentro l'idea Fiazza su Tomba in modalità difensiva stavolta, poi ruba palla Marco Tomba sul tentativo, Cirino colpisce a terra, poteva starci il vantaggio ma riparte proprio Fiazza. Bravissimo a fare la chiusura difensiva a Cocco, e ora il Valdagno con Re Fosco, Tessarolo va a raddoppiare Pasquale, Re Fosco esce molto bene, testa alta per Cocco, si apre Piroli e vuole far giocare i suoi
il blocco di Piroli, gioca sempre all'interno della propria metà pista. Refosco cerca di andare invece per verticale, in verticale il Valdagno, ce la fa con Marco Tomba, poi arriva Pasquale, tocca questa pallina, Tessarolo per Pasquale, 1 contro 3, Pasquale prima finta il tiro, poi sul gancio Refosco è bravissimo. Ora Fiazza contro Piroli, occhio perché Fiazza lancia, Marco Tomba taglia Piroli, taglia Cocco, eccolo qua Piroli, secondo palo al volo, palo colpito, palo Valdagno, azione perfetta, contropiede magistrale della formazione padrone di casa. Finita sul palo il contropiede valdagnese, la conclusione è stata fortunata. Allora Marco Tomba prova lui, ancora il tentativo per e poi sul, non so cosa abbia fischiato, fallo, non l'ho vista, ti dico la verità. Gol annullato al Valdagno, magari riusciamo a rivederla. Non so se si è chiamato pallina alta o qualcosa, comunque non è gol. Rimaniamo sul 3-1, una pallina che era rimasta lì, un paio di rimbalzi strani. Intanto ancora Seregno, Tessarolo prova dentro, tentativo di Pasquale, che difficilissima, alla Pasquale proprio, stop e tiro al volo. Ora Piroli per Refosco davanti a sé, Tessarolo, poi Refosco verso Piroli. Ancora Refosco a gestire sulla linea di centrocampo con l'appoggio di Davide Piroli. Azione valdagnese nella propria tre quarti, Tomba che riparte giù per Cocco. Ancora Refosco, adesso pressing alto del Seregno che viene a cercare pallina sulla tre quarti valdagnese. Piroli per andare a concludere, vediamo chi se ne incarica. Scadono i 45, torna nelle stecche bianco-verdi la sfera. Esce Fiazza che ha dato di fatto 5 minuti di riposo, in questo caso a Marco Tremolada, che rientra e va a giocare con Enea Pasquale. Ancora Pasquale da destra, il rovescio, bravo Cocco a chiudere la conclusione del numero 2. Poi deve alzare la testa e andare a giocare da Marco Tremolada. Va in verticale Tremolada, Cirino cerca il lavoro, ma è troppo schiacciato anche all'interno della mezzaluna di Checchetto e quindi deve uscire Tremolada. Cirino che gioca ma non ha una linea di passaggio se non quella 20 metri più indietro di Enea Pasquale. Davanti a sé Marco Tomba, Cirino va alla conclusione da lontano, la conclusione viene parata da Checchetto, si riazzera il countdown dei 45, Pasquale riapre per Marco Tremolada, davanti a sé Refosco, porta un blocco Tessarolo, Tremolada che viene fermato da Refosco, occhio al contropiede del Valdagno, Piroli, palla che attraversa tutta l'area, lui stesso recupera la sfera, poi Tremolada fa un recupero e il Seregno può andare di là. C'è il cambio, intanto rientra Capitan Tremolada, Luca Tremolada, 17 bianco-verde, Pasquale in possesso per Tessarolo che si gira bene, Marco Tomba a contrastarlo, deve rientrare nella propria tre quarti, Tessarolo vede libero l'altro Tremolada, Marco, poi adesso un po' di pressione lì sulla tre quarti, la finta il tiro Pasquale, poi pallina che rimbalza lì davanti, diciamo, poteva diventare molto velenosa. Adesso a gestire Marco Tomba, chiama lo schema Piroli. È una delle poche soluzioni che ha il Seregno, che con quella pallina prima Tremolada e Tessarolo è riuscito a segnare il 3-1. Qui Pasquale è molto bravo su Marco Tomba che non si vede, gli spunta da dietro e va a sfilare la sfera numero 4 del Valdagno, palla dentro, poi bravo Refosco che recupera un 3 contro 2, c'è Piroli, prova 1 contro tutti, ancora Enea Pasquale a recuperare la seconda pallina consecutiva. Si è provato in mezzo a 2, non si fa neanche nel mini hockey e questa è una delle cose che insegna Davide il suoi. No, poi qui sì, poi sul 3-1 magari così lo puoi anche provare. Poi Enea Pasquale è uno che la fase difensiva la fa veramente bene, giocatore secondo me oltremodo sottostimato, da davvero colonna portante di questo Seregno. Ora Marco Tremolada, il passaggio di Refosco colpisce la balaustra, Marco Tremolada per Enea Pasquale, va ancora dal 33
sfera picca contro la balaustra, ancora Tremolada contro Piroli, per mezzo a tutti. Checchetto deve andare in extension col suo gambalone sinistro per andare a prendere una pallina velenosa, 1 contro 4 Marco Tremolada. Seregno quantomeno la voglia adesso rispetto agli ultimi 8 del primo tempo. Ora Tessarolo con Refosco e rovescio largo, ma c'è Enea Pasquale. In questo momento, forse il miglior momento del Seregno da tanto tempo. Qui Tessarolo per Pasquale, passaggio fuori misura, deve quindi recuperare 15 secondi più o meno. Occhio perché qua la alza Refosco, la schiaccia Tessarolo. Non si può fare un po' troppo alta. Ha rischiato anche il rigore Refosco con quella pallina alta, perché se fosse andato a colpirla lui l'ha dovuta rischiare, il rimanere fermo naturalmente. Qui Francesco Crocco, giocatore che personalmente piace tantissimo. Appena rientrato proprio Francesco Crocco, il numero 3 del Valdagno, che è anche odore di A1. Tanto Seregno che può ripartire, c'è il cambio Tessarolo-Vaghi che è appena entrato in pista. E anche Fiazza Pasquale in questo momento. Marco Tremolada carica, sfera che esce non di tantissimo, questa pallina per Luca Tremolada che va a lottare con Piroli. Qui chili e centimetri danno ragione al numero 17, poi invece un po' di tecnica e di esperienza danno nettamente il vantaggio all'8 in casacca blu. E poi lascia la pista a Crosara, e occhio perché prima ha dato davvero tantissima energia e tanta qualità soprattutto all'azione offensiva. Buon per il Seregno che esca Piroli, entri Crosara, perché i due insieme hanno fatto veramente male nella parte quasi conclusiva del primo tempo. Qua al volo Marco Tomba, ma c'è Luca Tremolada che è lì, ottimo difensore, va a catalizzare la sfera, e poi Mauro Fiazza alza la testa, non c'è linea di passaggio, può dare sul rovescio che può fare solo accompagnato proprio per quella frattura al pollice che sicuramente lo condiziona. Anche coraggioso Mauro Fiazza. Ancora Seregno con il capitano Tremolada, Vaghi nella sua tre quarti, con un po' di pressione, solo che giocando così con passaggi corti consenti al Valdagno di alzarsi, perché quando si gioca con passaggi brevi addosso alla metà pista, proprio per indole la formazione che difende si alza, e in questo caso ha ottenuto un vantaggio. Ora butta via la sfera in zona d'attacco, ma Crocco recupera a 40 metri dalla porta di Pippo Dimone. Crosara, attenzione, alza la testa, va da Refosco, finta per un blocco, ma poi fila dritto, c'è un groviglio a 4 lì in mezzo alla pista. Crosara non trova nessuno perché erano rimasti impantanati sia Marco Tomba che Crocco contro Vaghi e Tremolada. Adesso Tomba sempre da quella parte al volo. Crosara, se Crocco avesse chiuso il taglio avrebbe segnato a porta vuota. Il Crosara visionario con questa pallina, ci ha provato, sembrava banale, invece era di tanta attenzione lo slalom di Fiazza, anche lui in mezzo a due, fermato dalla difesa valdagnese con Crocco che adesso serve Refosco. C'è sicuramente più pressione da parte del Seregno. Sta giocando sicuramente molto meglio, ha iniziato bene il Seregno nei primi 10 minuti, poi si è persa perché il Valdagno è cresciuto tantissimo diciamo i due terzi finali del primo tempo, e anche dal gol se vogliamo l'1-0. Adesso invece un quarto di partita, diciamo 3/4 di partita sono andati in questa prima fase di secondo tempo. Sta sicuramente giocando molto meglio il Seregno, sicuramente con più coraggio. Qui c'è questa punizione a due spanne, a 40 cm dal rigore, vedete tutti davanti a Checchetto. Tremolada, non c'è lo spazio fisico per far passare la pallina. Esatto, e ancora Marco Tremolada il recupero del fratello Luca che va dietro porta, e qui attenzione perché ha rischiato qua Crocco. Qui si premeva sulla palla, però vedo che Rago era lì a due passi, non fischia nulla. C'è Cirino sul cancelletto pronto a rientrare, mentre non vedo cambi al momento per Valdagno. Sempre Crosara a gestire, prova ad accentrarsi Crosara, lo scarico per Refosco, Tremolada su di lui. Refosco deve andare a cercare un lontanissimo tunnel Veronica e palla in banca per Tomba che poi tira palla alta. Quello era Crosara
però impressionante il suo apporto. E poi Luca Tremolada, un po' il ministro della difesa della Seregno in questo caso, va a recuperare, fa lancia suoi, Fiazza cerca il taglio di Luca Tremolada. Bellissima idea di Fiazza per Tremolada, che aveva accelerato per arrivare in tempo sull'assist, la manca di un soffio. Questa è l'organizzazione di gioco del Seregno, che chiaramente ha delle qualità singole non di primissima fascia, ma ha poi così questa amalgama che gli ha concesso di giocare una stagione di ottimo livello, perché il Seregno davvero l'anno scorso aveva vinto praticamente 3 partite in tutto l'anno, quest'anno è un'altra annata, quelle che non ha vinto c'è andata vicinissimo, e spesso, come ad esempio a Breganze, non avrebbe mai meritato di perdere quella partita. Occhio a Crocco fuori per Tomba, che prende, alza, va a tirare, qui Dimone spedisce al compagno Checchetto da portiere a portiere, qui, una cosa che non si vede spesso. No, se ci fosse stato Gnata col Sudafrica, ecco là, stavo per dire io. Ecco, quindi lo sappiamo come sono queste ma con cose. L'enciclopedico Virdi è complicato. Non se lo ricordasse, in un mondiale in Angola fondamentalmente il portiere, da un rinvio di Gnata, il portiere del Sudafrica ciccò la pallina e Gnata fece gol. Qua Luca Tremolada, Checchetto, questa è una gran parata perché non l'ha vista neanche partire, e quindi finì 13-0 con la partita e segnò anche Riccardo Gnata. E il portiere adesso credo giochi nel Biasca. No, è scomparso. Sì. Ho chiesto a Ricchi Gnata se l'avessi più visto, e queste sono cose così retroscena che i ragazzi raccontano. Guarda, l'ultimo europeo, e chiesi a Riccardo: Ricchi, ma non l'hai più visto? Mi fa no, anche dopo la partita lui andò via rosso di vergogna, perché insomma volevo magari provare ad abbracciarlo. Il portiere del Sudafrica è scomparso, credo che giocherà a cricket adesso, a rugby, che sai, laggiù in Sudafrica, insomma il primo sport, tra i primi sport il rugby, con la pallina piccola polo probabilmente anche, quindi davvero poverino, che poi gli saltò davanti alla stecca. Non fu neanche colpa sua, lui era spazzato correttamente, però lì magari sai il terreno non si sa. Dai, ora si riparte Riccardo Tessarolo, Luca Tremolada e Luca Vaghi. Luca Tremolada trova il tiro strozzato, eccolo qua Mattia Cirino che è rientrato per gli ultimi 10 minuti di partita, l'ha lasciato riposare perché ha bisogno adesso il Seregno di un assalto, di trovare magari un gol e provare a giocarsela nel finale, anche perché Valdagno ha smesso di puntare la porta di Dimone con la costanza con cui ha martellato il portiere nato e cresciuto nel Pieve San Giacomo. Ora Riccardo Tessarolo, mezzo a 2, Crosara e Crocco fa buon controllo, poi Mattia Cirino al giro dietro porta, non trova la Piccadigna, la prova invece esce male dal 44 argentino e riparte Valdagno. Ancora Francesco Crocco adesso per Re Fosco dall'altra parte, Alessandro che prova ad accelerare su Tremolada, lo scambio con Piroli cambia lato proprio su Crosara, attenzione, questo è Cirino che ci mette una pezza sul tentativo valdagnese. Ancora Valdagno con 19 secondi per andare alla conclusione, ne mancano 9 e mezzo alla fine. Ha ricostruito la coppia Piroli-Crosara, il Dario Rigo, occhio a Luca Tremolada, va dall'altra parte, si ferma, poi viene pressato da Re Fosco, scarica Vaghi che ha dello spazio, Vaghi poi non punta la porta di Checchetto, avrebbe potuto anche farlo, quindi Cirino tira, Re Fosco recupera il rebound e Valdagno in possesso. Ancora Piroli dietro porta, parte da lì il numero 8 valdagnese per Frank Crocco, il numero 3 della formazione di Dario Rigo, lo scambio con ancora Piroli, poi Re Fosco e ancora Francesco. Chiama lo schema Crosara, ancora Crocco, Re Fosco, Crocco, il tentativo però adesso vedi pressa molto alto Seregno su questi passaggi e mette decisamente molto più in difficoltà Valdagno. Attenzione, intanto arriva bene Re Fosco sulla palla, ne mancano 7 per andare a concludere, doppio tentativo Piroli per il tocco, ma la ripartenza di Vaghi con Cirino a rimorchio che va a posizionarsi in zona d'attacco. Ancora Tessarolo dall'altra parte per Tremolada, la finta di tiro Cirino, argentino qui, la botta di Cirino, la palla che con l'aiuto della balaustra finisce nelle stecche valdagnesi. Piroli dall'altra parte, sembrava botta sicura,
la conclusione di Francesco Crocco. E la gran parata di Dimone, gran perché quella su qui. terra ha dovuto prendere. Paratona di Dimone. Però Valdagno perdonami, con in pista la coppia Crosara-Piroli è arrivato a un 3 contro 1 da solo, cosa che non accadeva da 18 minuti, fondamentalmente da un po', dalla parte finale del primo tempo in cui era rallentato i ritmi. Ora proprio Refosco che va a punta, Cirino lo salta ma arriva a Tessarolo, Luca Vaghi è un 2 contro 3, Vaghi in mezzo a tutti, mette la pallina lì, attenzione, e poi Cirino, occasione per il Seregno, la più ghiotta di questo secondo tempo, occhio a Crosara perché il Valdagno va già di là, c'è dello spazio, Piroli, poi Crosara, ancora Pippo Dimone in pantaglia a chiudere in perfetto stile catalano, e ora Crosara gira di prima smista, laterale di destra se ne va Refosco, esce per una linea di passaggio Crocco che aspetta il taglio del compagno, non c'è lo spazio fisico per una pallina, allora si va da Crosara, sale Piroli a portare il blocco, cercare superiorità, la balaustra aiuta Crocco e si cambia lato ancora. Bravo il Valdagno che ha cambiato lato praticamente 3 volte in un amen. Ora Crocco accelera, rovescio, Dimone, la respinta Crosara, Crocco dentro e quasi a porta vuota Refosco. Triangolo offensivo del Valdagno che non trova la porta qui Refosco. In questo momento ha fatto due azioni offensive, si è trovato con l'uomo libero sul secondo palo e ha rischiato tantissimo il Seregno. È andata alla conclusione Valdagno senza troppa fortuna, Refosco non ha trovato la porta, poi va giù Francesco Crocco ma c'è Tessarolo che accelera, si porta la botta di Tessarolo al centro, fuori di pochissimo, vanno giù Refosco e Tremolada, si può giocare per Alfonso Rago. Sì, 2 occasioni grosse per il Valdagno di un 3 contro 1, occhio perché c'è tanto spazio da questa parte, arriva Vaghi, Refosco troppo spostato verso l'esterno e il fondo della pista, però recupera il rebound, è molto bravo, e c'è Piroli e Seregno che ha avuto un paio di occasioni ghiottissime. Con questa conclusione, quella di Matti Cirino uscito di poco, e tra Marco Tomba con Piroli, Crosara e Francesco Crocco, direi secondo me potrebbe essere anche questo il quintetto. Intanto vediamo un po'. Tomba lo stop su Tremolada, poteva essere una buona idea lì, ma la meglio Tessarolo che incrocia, accelera, però è da solo lì davanti, allora cerca Vaghi dall'altra parte, ancora Tessarolo, buona la gestione di Seregno in questa fase, poi dentro di nuovo Enea Pasquale con Cirino dall'altra parte. Prova a girarsi Enea Pasquale, Crosara per Tomba. Tomba aveva visto il compagno Crocco dall'altra parte, ha cercato di servirlo, Vaghi è riuscito con la punta del pattino a deviare una pallina, ma Marco Tomba era già da un po' che stava osservando il compagno. Ancora Dimone comunque lì, bene. Sì, Pippo Dimone, però è una garanzia, Seregno ha 2 portieri molto forti, sia Pippo Dimone che Leonardo Reggio, ma se è ancora lì a lottare per la salvezza tanto anche deve ai propri portieri. Occhio intanto a Enea Pasquale per Ricky Tessarolo, punta Marco Tomba, cronometro che corre 4,14, adesso è il miglior alleato del Valdagno. Matti Cirino, c'è Fiazza che taglia, Cirino non se ne accorge, lascia la pallina, Marco Tomba va di là, Crosara attaccato con veemenza da Tessarolo, va molto bene, e poi in diagonale rovescio accompagnato di Mauro Fiazza, che è l'unico modo con cui puoi tirare proprio per quel problema alla mano. Gran bella idea comunque di Mauro Fiazza, che nonostante l'handicap di questa microfrattura riesce a tenere il campo. Quanti con una molto frattura bene al polso fresca di 2 settimane al polso, scusate, al dito, al polso sarebbe impossibile, a un dito riescano. Anche perché credo che non sia nemmeno così semplice, soprattutto probabilmente anche doloroso. Tenere mano alla stecca, invece se c'è uno poi che lascia l'ultima stilla di sudore in pista è sempre Mauro Fiazza. Ora Crosara, attenzione, se inventa qualcosa, la cosa più complicata, cioè andare da Marco Tomba che era 30 metri più in là e c'era troppo spazio. Pasquale alla conclusione, la palla che si spegne contro il corpo o di Cirino o di Tomba. Cirino, speriamo, perché se l'ha presa Marco, si fa male una settimana una botta così. Sei già prepara il ghiaccio secco a casa, sì. Esatto. Tessarolo attaccato da Marco Tomba
e poi Tessarolo si libera, Cirino non taglia sul secondo palo, sul primo palo c'era sia Cirino che Piazza, non c'era lo spazio fisico e poi Pasquale, la palla è fuori di un niente, la deviazione di Cirino avrebbe veramente potuto riaprire il match a 2:40 dalla fine, perché si trova palo, attenzione qui, un altro palo, pallina. secondo palo, attenzione Piazza. L'ha carezzata Marco Tomba, ha messo fuori tempo Dimone, la palla ha colpito il palo vicinissima come non mai al 4-1 il Valdagno. Seregno che chiaramente adesso si deve altro che scoprire. Due ormai alla fine praticamente i falli non ci sono stati nel secondo tempo, è volato via Tessarolo che vince il rimpallo con Piroli, poi Piroli la stecca dietro la schiena, Rago fa giocare perché è mercoledì, sono già le 21:55. Esatto. Che lì ci stava qualcosa, sì, sicuramente, però probabilmente vantaggio adesso. Sì, però su un blu no, vabbè, comunque sì, diciamo è mercoledì, se avanti 3 lo faccio giocare in altre situazioni, secondo me. Tanto basso proprio Crosara, prova a venire via. Credo un fallo di squadra del Seregno, 1-1 solo nel secondo tempo se non sbaglio. Infatti la situazione è rimasta 7-3 ormai cristallizzata da un bel po'. 0 time out, nessuno per terra, avrà fischiato 4 volte Rago, neanche un cartellino giallo nel secondo tempo, è durato su 25, penso 27 sui 25 effettivi nel secondo tempo. Sì, perché sono le 10 meno 5 e praticamente la partita è finita. Tentativo di Piroli, c'è il tocco, può giocare per altri, può tenere palla per altri 45 Valdagno. Il Tessarolo arriva così, poi scadono i 10 secondi infatti difensivi. Il time out di Dario Rigo l'ha chiesto più o meno quando mancava 8 alla fine. Attenzione, giallo a Enea Pasquale. Proposta di Rago che Insomma, nel senso Enea questa è davvero il suo più grosso difetto, quello di essere molto scenografico, no? Tu lo conosci molto bene. sì. Nelle sue proteste secondo me una piccola dose di energia, di tanta energia che Enea Pasquale la perde proprio così, protestando, scuotendo la testa, lasciandosi andare. Intanto vai con i risultati. Andiamo a vedere anche gli altri risultati dalla A2. In quel di Trissino Scandiano è avanti 4-1, in quel di Mirandola Roller Bassano 5, Pico Mirandola 2, mentre a Modena e Braganze sul 4-4. Sì, questo è un po' il risultato. 2 reti del Modena negli ultimi 2 minuti. Sì, questo è un po' il risultato che ci ha leggermente sorpreso. In quel di Montecchio Precalcino tiene avanti 3-2 nel derby al Palavaccari. Noi torniamo in diretta a 1:05, 65 secondi alla fine di questa Y Sport che è il Valdagno, ok, Seregno 2012. Tutto pronto, pallina nella stecca di Piazza, eccolo qua per Cirino, poi Pasquale a cercare Cirino sul lato lungo, Cirino che deve lottare lì alla balaustra, tra Piazza prova l'appoggio proprio verso Pasquale, cominciato l'ultimo minuto, Crosara che tiene palla, poi va giù. C'è cartellino blu per Enea Pasquale, andiamo a rivedere, c'è questo aggancio su Crosara e quindi l'opportunità, Dario Rigo che manda Marco Tomba sul punto di battuta. 42-7 alla fine, Tomba contro Dimone, vediamo la soluzione di Tomba che sceglie la battuta diretta, la risposta col gambale di Dimone. Gli segni mai a Dimone, credo di 7,40. Penso che no, infatti pensavo che facesse una finta e non tira, invece ha tirato Marco. Attenzione ancora Tomba, prova per Piroli, Tomba rientra nella propria tre quarti, ultimi 20 secondi di partita, ultimi scampoli, come si diceva una volta, di partita. Tiene palla Marco Tomba giù per Piroli, viene via Cocco, ancora Tomba, Piroli, ultimi secondi, può tenere palla fino alla fine Valdagno.
Però no, il Seligno lotta, non la lascia, tiene la palla fino alla fine, ma termina qui. 3-1 questa partita, primo tempo 3-1, 0-0 secondo tempo. Un secondo tempo che è volato via. Io alle 21:59 una partita di A1 o 2 non l'ho mai vista finire. È finita in un amen. Diciamo che è volata via principalmente perché le due squadre si sono assolutamente rispettate e hanno giocato un hockey molto piacevole, bello anche da commentare. Il mio personale grazie a Paolo Virdi per questa, un piacere essere qua, Domenico, per questa gita al Palalido di Valdagno. Ribadiamo il risultato: Wisport Hockey Valdagno 3, Seregno 1. Le reti nel primo tempo, doppietta di Piroli e poi Tomba insieme con Tessarolo che fissa il 3-1. Nel secondo tempo non succede nulla, le riprese di Roberto Bauce, la regia di Marco Zen, Domenico Tomba e Paolo Virdi. Buona serata, buonanotte dal Palalido di Valdagno. Alla prossima, ciao a tutti.